Ben ritrovati dal Comitato Lagati di Favaro Veneto. Qui ci troviamo negli studi di Pianeta Oggi TV e ringraziamo per l'ospitalità. Oggi vorremmo un attimo specificare le nostre o spiegare le nostre preoccupazioni per i prossimi 3-4 mesi, ricordando che a settembre finirà il mandato del commissario ingegner Mariano Carraro per quanto riguarda l'emergenza idrica. Le nostre preoccupazioni non sono per il prossimo maltempo, perché sappiamo che si concentrerà da maggio a settembre, ottobre, va bene, i nubifragi, ma le nostre preoccupazioni saranno per la possibilità di perdere quell'organizzazione, e devo dire che ha avuto veramente delle persone tecnicamente preparate, dei talenti che noi ci ritroviamo fortunatamente nel comune di Venezia, e che queste potrebbero comunque dopo 30 settembre non lavorare più come un unico gruppo o staff. È questo l'appello che noi abbiamo già fatto al sindaco di Venezia, di preoccuparsi che questi talenti possano ancora lavorare in gruppo, essendo comunque i responsabili delle varie gestioni. Parlo del consorzio e parlo di Veritas che si interessa delle fognature, parlo di altri, parlo del comune stesso e di altre piccole realtà che assieme, come hanno fatto, coordinate dal commissario, hanno fatto un buon lavoro e hanno dato dei frutti. È di questi giorni, voglio specificarlo, che uscirà il nuovo, sappiamo che noi in Comune di Venezia avevamo 2 consorzi di bonifica, il Desesile e il Medio Brenta. Questi 2 consorzi sono stati riuniti in un unico consorzio e di questi giorni dovrebbe uscire il nuovo direttore. Noi come Comitato Lagati di Favaro, ma non solo, uniti con altri comitati della zona, sempre in Comune di Venezia, ci auspichiamo che venga veramente, devo dirlo, rieletto il direttore del Rizzo, perché attualmente vicecommissario, perché abbiamo visto nella persona del dottor Del Rizzo, va bene, intanto un modo di procedere col commissario e un leader di questo gruppo, e mi auguro che questo possa avvenire. E questo praticamente porterà alla continuazione di tutti quei lavori che sono già stati programmati, praticamente nero su bianco. Siamo consapevoli che i finanziamenti dovranno arrivare, 100 milioni di euro sono già stati spesi, però ne mancano 260 per arrivare al totale 360 milioni di euro per mettere in sicurezza la zona. Noi ci auspichiamo soprattutto che dal 30 settembre ci sia questa continuità, e ringraziamo il sindaco se vuole assieme a noi comitati, e anche del commissario voler far squadra e dare una continuità. Questo ci aiuterà anche a sorpassare dei momenti critici che arriveranno comunque. Vi ringrazio, il Comitato Lagati di Favaro.